cominciamo già il resoconto delle relazioni dei gruppi e iniziamo con il gruppo dei Verdi con la carrozzina. Ah, cos'è? I disabili, scusa. Gli abili. Ok, va bene. Ti passo il microfono, Giancarlo. Allora, purtroppo il tempo è sempre tiranno, per cui non siamo riusciti neanche a sentire le voci di tutti all'interno del gruppo. Noi ci siamo soffermati un attimino, la prima cosa che abbiamo fatto, sulla bontà delle relazioni di oggi, più che le domande che giustamente Vania diceva che sono strumenti di approfondimento poi all'interno delle comunità. Quindi ci siamo fermati sul dire ma gli interventi hanno raggiunto l'obiettivo di farci capire un attimino che cos'è questo sinodo o la sinodalità. E sinceramente sì, nel senso che tanti di noi non avevano capito, pur partecipando anche all'interno dei gruppi sinodali, all'interno delle parrocchie o delle diocesi, non avevano capito perfettamente che cos'è questa sinodalità e questo sinodo. Una difficoltà che è stata rilevata è data proprio dai parroci, e penso che uno scoglio non indifferente sia perché possiamo essere missionari più attivi, forse è lo scoglio dei parroci, cioè si diceva con dispiacere apprendiamo che questa missionarietà alla quale siamo chiamati è frutto di una carenza di sacerdoti. Probabilmente doveva nascere prima questa idea, tra virgolette, di Chiesa Nuova. È vero anche che noi come laici abbiamo sempre demandato ai parroci la responsabilità di essere i tutori della Chiesa, invece dovremmo essere noi i primi attori e testimoni, e attori attivi e protagonisti all'interno della Chiesa. E quindi dicevamo, noi siamo pronti, vogliamo essere missionari, vogliamo essere più attivi all'interno della Chiesa, però ci deve essere anche la possibilità di poterlo fare. Si diceva dobbiamo superare il concetto della, tra virgolette, parrocchia, nel senso noi siamo parte della Chiesa, per cui il campanilismo o il campanile deve essere superato. La sfida è una sfida interessante e secondo noi è importante proprio per il futuro della Chiesa. Perché attualmente probabilmente la Chiesa si parlava di linguaggio, non parla più il linguaggio, o meglio chi ascolta non ascolta più il messaggio, quindi bisogna cambiare anche il linguaggio. Direi che mi pare di aver detto tutto e lascio al prossimo. Allora, io ero nel gruppo di quella che è stata soprannominata la suora pellegrina, perché non si capiva se era un pellegrino o una suora. Comunque dal disegno è una suora, ok? È una suora. Allora noi ci siamo fatti un po' prendere la mano dall'invito di Don Guido. Non ci siamo addormentati, però ci siamo interrogati sui nostri sogni, ok? Ma sui sogni, certamente non generici, su quello che sogniamo per una nuova Chiesa, visto che questo è l'interrogativo che ci viene chiesto, questo è il percorso che ci viene chiesto, questo è il nostro cammino verso una nuova Chiesa. Allora, in pratica, visto che comunque è sempre il tempo, va bene, quello, va bene, allora sogniamo una Chiesa più disponibile,
Allora, diciamola così, vorremmo, sogniamo che la Chiesa sia più disponibile, ma questo siamo anche noi, vorremmo essere così anche noi, una Chiesa molto più attenta, essere parte di una Chiesa meno formale, più accogliente, più disponibile, una Chiesa nuova alla nostra portata, con il linguaggio comune, dove ci sia lo spazio, ma ce lo dobbiamo prendere, perché dopo c'è un invito a tutto questo, a non perdere la nostra identità. Nel testo ufficiale di questo secondo momento di lavoro del Sinodo, agli inizi, dopo le prime 10 righe, c'è, tra virgolette, un invito: saper osare. Quindi il nostro invito è quello di saper portare i nostri sogni con delle nuove scarpe, cercando ognuno con le proprie scarpe nuove di saper costruire una chiesa, non trovarla, saper costruire una chiesa disponibile, attenta, accogliente, nuova e con linguaggio nuovo. Non so che gruppo era, perché no, ne hanno cambiato. Allora siamo partiti un po' facendo un giro, cercando di ascoltarci senza rispondere ai problemi, nel senso che il metodo del Sinodo deve essere, la partenza deve essere quella di ascoltarci senza dover rispondere all'altro, no? E sono venute fuori, secondo me, tre nuclei di risposte. Prima una serie di problematiche che riguardano un po' il fatto che dicevi della fine della cristianità, che però non è ancora finita, ce la portiamo dentro, no? Noi siamo ancora legati a questa cristianità. E allora è venuto fuori il discorso dei giovani che non vengono, i ragazzi che vanno ai sacramenti e i genitori non partecipano, i sacramenti che sono, ecco. In positivo, che sono i soliti discorsi che facciamo sempre, io direi in positivo tutte queste tematiche, non so se ce ne sono delle altre che mi sono sfuggite, e non dovremmo lasciarle perdere, perché sono tutte da portare avanti, no? Però dovremmo viverle, imparare a viverle nell'ottica del Sinodo, nella dimensione del Sinodo. Faccio un esempio: quando si parlava dei ragazzi e dei bambini che vengono portati a messa e i genitori che aspettano fuori, è un problema di testimonianza. E allora il cammino del Sinodo lì dovrebbe essere, tra virgolette, cioè dovremmo trovare un modo di avvicinare questi genitori per far vivere loro un'esperienza di chiesa tra di loro e insieme ai propri figli, perché è inutile che i figli ricevano i sacramenti se i genitori dimostrano che è proprio una roba da bambini. È proprio il segno della fine della cristianità, questi sacramenti dati così, per niente, no? Per cui dovremmo puntare anche al fatto che questi genitori si coinvolgano. Come? Boh. I giovani lo stesso. Si parlava di rendere attraente le nostre Eucaristie. Sì, però i giovani hanno il loro mondo, è inutile che stiamo lì. Mi è piaciuto quando, chi è stato? Tu? Mi hai detto che hanno, voi qua di Rovigo adesso avete tanti che entrano nei gruppi massi, no?
che sono relativamente giovani. Questa è un'esperienza bella, può dire, però è un cammino, è una consapevolezza, è una coscienza che prendono loro. Ecco, questo è il primo nucleo, la fine della cristianità, che non è finita, ma che dobbiamo accompagnare e far entrare nell'ottica del sinodo. E secondo nucleo di temi così, riguardavano la positività del sinodo, e qua mi allaccio alla bellezza di quello che ci avete detto, per cui è venuto fuori la considerazione positiva del fatto che i laici sono stati coinvolti, le donne eccetera, per la prima volta hanno votato, non solo i vescovi eccetera. Ecco, allora la fine della cristianità è l'inizio di un nuovo cristianesimo, non è la fine del cristianesimo, è l'inizio di un nuovo cristianesimo. Dobbiamo sempre pensare a metterci in un'ottica nuova, no? E terzo, diciamo, le tematiche riguardanti la corresponsabilità, che però da parte nostra c'è poco da stare lì, siamo le persone più disponibili, penso, nelle parrocchie, veniva fuori in tutti i livelli, no? Non è quella che manca il MASI, se mai manca, e dovremmo tentare di viverlo sempre di più, ed è venuto fuori nel gruppo, il discorso della comunicazione, del mettere in rete, del lavorare insieme ad altri gruppi, ad altre associazioni, la tavolata senza muri, l'autossì di Valeggio, e tutto quello che può servire per mettere insieme le esperienze, tenendo conto che siamo sempre di meno, ma non è solo per questo, è che mettendo insieme quello e facendolo circolare anche con la GESI, cioè, la difficoltà che abbiamo tante volte anche con la GESI di dirci le cose, no? E fare rete e scambiarci le esperienze. Poi l'ho detto io e vorrei comunicarvelo, tu dicevi, Anna, la prossima volta che vengo voglio vedere tutte le mani alzate, però io l'avevo già detto un paio d'anni fa al Consiglio regionale. Il MASI è già un'esperienza sinodale, è già un cammino sinodale che sta portando avanti da quando è nato, cioè, bastava solo collegarsi, no? Ecco, comunicare, mettere in rete e dare l'adesione, così come la partecipazione ai vari gruppi sinodali. Noi siamo sempre legati al discorso delle parrocchie, ma i gruppi sinodali potrebbero essere tantissimi, le associazioni, tra le quali il MASI, ma ce ne sono poi un'infinità di altri gruppi. Ecco un po' queste cose. Io sono uno che porta sulle spalle il bambino, sono una nonna di 7 nipoti, quindi giusto per... Ecco, sono collaudata. Allora noi ci siamo domandati subito il perché ci mettiamo le corazze. Per la comodità di stare nel nostro ambiente, di aver paura di cambiare, ci piacciono tanto le pantofole e ci mettiamo in cammino solo quando abbiamo bisogno e cerchiamo delle risposte, quindi diventa una cosa individualista. Il pericolo è appunto perché tante volte ci pensiamo anche di avere tutte le risposte e questa è una grossa difficoltà. Penso che questo sia stato un bellissimo incontro, perché finalmente, parlo personalmente, sono consapevole della mia responsabilità e così tutti quanti di quello che abbiamo in questo nostro cammino sinodale che dobbiamo fare. Dobbiamo innanzitutto ascoltare, non restare chiuse nelle nostre comunità, ascoltare, portare fuori, parlare di più con i figli,
capire bene il significato delle parole che diciamo, perché tante volte parliamo la stessa lingua ma non diamo lo stesso significato, è questo, e affrontare anche le difficoltà che adesso siamo in una società multietnica e purtroppo questo noi dobbiamo essere aperti indipendentemente che credano o che non credano. Quindi essere sinodali vuol dire anche camminare con chi non crede in Gesù Cristo, ma affrontare i problemi, guardare i problemi della vita dell'uomo, insomma, dialogare indipendentemente quindi con tutti. Abbiamo detto se c'è un vero ascolto inizia il vero cambiamento e questo è un po' un motto, e quindi si dovrebbe camminare insieme giovani e adulti. Quindi perché adesso formiamo sempre gruppi distinti, o giovani giovani o adulti adulti, quindi non c'è un vero scambio tra uno e l'altro, perché l'adulto porta la saggezza, si spera, e il giovane l'entusiasmo e la vitalità che ha, diciamo. Quindi tutte e due la saggezza prima con la saggezza. E quindi dobbiamo avere la capacità di credere, di creare nuove motivazioni, di desiderare ancora e sempre sognare. La terza volta che vabbè, non è un problema. Allora, noi abbiamo cercato di rispondere alla domanda "la Chiesa sta cambiando, cosa possiamo fare noi?". Intanto faccio parte del gruppo dei nonni qua col bastone, anche se non sono nonno. Allora, prima di tutto acquisire capacità di ascolto, dobbiamo cambiare noi stessi e poi saper parlare o dialogare. Nelle comunità abbiamo visto che è più semplice il fare che parlare ed ascoltare. Dobbiamo soprattutto riprendere in mano la parola, cioè ricominciare a leggere la Bibbia e prendere spunto tanto da questo libro. Essere capaci di essere persone in uscita per comprendere il prossimo con il dialogo. L'importante è non sentirsi la verità in tasca, ma essere sempre pronti a dialogare con umiltà. Molto conciso, grazie. Ciao a tutti, io sono Nicoletta e facciamo parte del gruppo, guardate il mio cartellino, del gruppo Vescovo, e adesso ho visto che il Vescovo l'è nascosto, si vede che non si è comportato troppo bene. In effetti nel nostro gruppo è venuto fuori che nessuno è stato convocato, invogliato a partecipare a riunioni sinodali parrocchiali, quindi manca questa presenza. Allora l'ho già fatto. Allora, siamo partiti, no, parto dalla fine, che è stata un attimo quella più vicina al nostro comportamento di scout. Noi siamo scout, abbiamo una educazione ecumenica da sempre. Ci rivolgiamo a tutti indifferentemente, quindi non abbiamo comportamenti di chiusura verso anche le altre religioni, almeno credo, io sono così. I primi cristiani avevano uno stile di vita proprio, quindi agli Atti degli Apostoli avevano la facilità di poter proporre la nuova fede. Noi, essendo scout, ce l'abbiamo già addosso, quindi dovremmo anche noi ricominciare da capo come hanno fatto i primi cristiani, i primi apostoli o discepoli. Però abbiamo fatto anche un'analisi. La formazione di catechesi per noi e per la nostra storia, almeno anche per la mia, si ferma alla Cresima. Dopo la Cresima il cattolico non è più seguito dalle parrocchie per
personalmente o invogliato ad avere una preparazione biblica delle scritture e aumentare la propria fede. È abbandonato un po' a se stesso. Grazie a un nuovo, forse Masci di Padova, lui ha detto che nella vita scout ha avuto un po' un proseguio nella sua formazione di catechesi, e anche da un altro scout nuovo. Finalmente nel Masci ha trovato anche una preparazione nelle nostre comunità, quindi noi cerchiamo di sviluppare questo. Poi però dopo dovremo avere anche il coraggio di partecipare alle iniziative parrocchiali, se qualche parrocchia volontariamente propone dei percorsi, quindi anche per essere coinvolti nella vita parrocchiale e quindi avere una maggiore costruzione personale, e di conseguenza un maggior se tu sei costruito, io credo, non servono tanti paroloni, basta solo come comportarci e come ci confrontiamo con le altre persone in tutti gli ambienti, dall'ambiente familiare, l'ambiente sociale, l'ambiente politico e l'ambiente di lavoro. Quindi non servono grandi paroloni, io credo a questo. Poi ad esempio è stato bello anche sentire che in alcune comunità hanno elaborato un po' le proposte di strade aperte, dove c'erano tutte, quindi vuol dire che alcune comunità sono attente a questo discorso. Basta, nient'altro, grazie. Eccoci qua. Allora, il nostro gruppo abbiamo cominciato a confermare che sì, effettivamente ci sono dei problemi, ci sono delle difficoltà, perché c'è una naturale tendenza delle associazioni, ma è umana, al protagonismo, all'individualismo e alla resistenza, alla difesa della posizione. E quindi abbiamo un problema di apertura. Allora ci siamo posti la domanda, bene, il cosa l'abbiamo individuato, il problema di partenza, come fare e che formazione ci vogliamo dare, no? Cosa ci aiuta. Allora siamo partiti da una frase che dice che la carità è l'espressione dell'amore della Chiesa, quindi questo è il punto di partenza che ci deve guidare, e quindi abbiamo detto va bene, allora il primo è formarsi. Un'idea è quella magari di condividere pillole quotidiane di parola e portarle sul quotidiano, quindi incominciare a fare chiesa condividendo la parola. E la seconda, quindi, che è agganciata a questa, quindi è fortificare la nostra fede per essere più credenti, convinti e convincenti. Noi siamo lo strumento, ma il vero strumento abbiamo identificato nell'umiltà, cioè nella capacità di ascolto, nella capacità di entrare nel quotidiano degli altri. Questo ci permette di veramente scardinare, riteniamo che questa sia la chiave che scardina quelle barriere, quelle difese che vengono alzate anche dalle altre associazioni e dalle altre culture. Ecco. E una volta fatto questo ci siamo posti qua, la domanda era: quando l'uomo si mette in cammino? Beh, noi da bravi scout non ci siamo posti il quando, perché come diceva prima Don Guido, noi ci siamo guardati, le scarpe erano già sporche, perché ci siamo guardati indietro e abbiamo detto beh, un po' che camminiamo già noi, quindi non è il quando ma il come, il cosa possiamo fare, e abbiamo individuato alcune idee. Quindi allora, di nuovo partendo da altre considerazioni, che allora si notava che le difficoltà vengono anche dal fatto che anche qui un'altra frase dice: lo spirito soffia nel mio vicino, ma spesso il vicino non è capace di ascoltarlo, quindi devo avvicinarmi all'altro capendo la sua difficoltà.
e l'altra è che è un po' una difficoltà legata, agganciata al mondo ecclesiale, che spesso siamo ancora agganciati a ritualismi e meno alla quotidianità, cioè non riusciamo a far uscire proprio il Papa che ci chiede uscite sulla strada, siamo ancora molto in chiesa. Quindi alcune idee erano ad esempio cercare relazioni, essere promotori di relazioni con altre associazioni, quindi tentare di portare un collante tra le associazioni, il confronto con i vicini credenti, non credenti e credenti di altre religioni, quindi un confronto aperto e soprattutto cercare quei punti comuni. Un tema che ci è venuto, ad esempio la Laudato Si, cioè cercare di condividere la Laudato Si, che è un documento del Papa, ma di fatto è un documento dell'umanità. Ecco, cercare questi punti di contatto per entrare nel quotidiano dell'altro. Questo è la nostra sintesi.